Torej, agencija Alpe Adria mislim, da je nastala leta 1975 in z namenom, da bi v Kopru posredovali informacije o manjšinah. E a un certo punto c'è stata questa enorme opportunità nata dal Trattato di Osimo, il quale ha irrorato Trieste di 2.000 miliardi di lire di allora. Con un ricciolo di questa ondata si è fatta l'agenzia Alpe Adria, che era un'agenzia transfrontaliera. Takrat so potrebovali nove sile, predvsem novinarske, ker so poleg italijanskih novic začeli tudi širiti, oziroma koprska televizija je začela uvajati tudi več slovenskih informativnih programov.